Do. Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel Buongiorno, mi ha colto di buongiorno. sorpresa. Vedo ci siamo nel gruppo. Sì. Vedo un po', fammi vedere se ci siamo. Beh, No. dice che siamo in diretta. Su cosa stai Dice che siamo trasmettendo? in diretta, però non vedo. Prima ho visto qualcosa, adesso vorrei vedere se ci siamo, se no fammi un po' vedere nel gruppo. Visto Sì, gli sì, siamo in impegni. diretta. Ci siamo? Sì, 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 sì. Anzi Ti abbiamo anche vedono? Sì. i sottotitoli, c'è la traduzione addirittura. Quindi io posso sì, 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 in vari gruppi ancora, mentre tu puoi, dire qualcosa ai nostri amici e io mi Io mi def ed è sparito. Allora, buongiorno, ci troviamo per una diretta a sorpresa. Ogni tanto, quando gli impegni del marietto e della sottoscritta lo permettono, vediamo di organizzare sempre qualcosa di buono per starvi accanto, comunque per darvi la possibilità di accedere alle risposte o di entrare in contatto con noi. Oggi dunque rispondiamo sia il marietto sia io con due modalità divinatorie diverse. Il marietto userà le sibille, io userò l'oracolo, un oracolo particolare, vedete da dietro, vedete da davanti, è molto interessante e prevede anche risposte di natura spirituale. Dunque, se una delle circostanze che vivete ha un qualche senso superiore, verrà fuori tramite questi oracoli. E si chiama Osaskia, un oracolo particolare. Eccolo qua. Allora, ovviamente vi invitiamo sempre a iscrivervi a tutti i nostri canali per restare aggiornati, per non perdere assolutamente nulla. Dunque vi ricordo il canale YouTube del Marietto Veneziano, che si chiama proprio Marietto Veneziano, il suo canale, dunque cercatelo così che lo trovate. Il mio canale YouTube, per chi ancora non lo conoscesse, Ilde Garda, dove entrambi appunto condividiamo esercizi, spiegazioni, tecniche, ma anche teoria per quello che riguardano l'esoterismo, l'astrologia nel mio caso, radionica, radiestesia, eh, tecnologie di meditazione, insomma, diciamo che abbiamo una serie di supporti che distribuiamo in modo gratuito e che mettiamo appunto a disposizione di tutti quelli che sono dotati di buona volontà e che hanno veramente desiderio e voglia di cambiare qualcosa nella loro vita, partendo dal presupposto che se non facciamo niente non può cambiare nulla, a meno che non sia un appuntamento col destino, ma se facciamo qualcosa forse abbiamo la prospettiva o la possibilità che cambi qualcosa. Dunque dobbiamo essere noi i promotori dei nostri cambiamenti. Dunque vi ricordo, oltre ai nostri canali YouTube, vi ricordo anche i gruppi nei quali siamo attivi e sono tre fondamentalmente. Il gruppo da cui stiamo trasmettendo in questo momento, dunque radionica, radiestesia, tarologia ed ermetismo, il gruppo I Casti Sacerdotali, che sono stati fondati appunto da noi due, questi gruppi dal Marietto e dalla sottoscritta, e il gruppo Radionica, Radiestesia, Genese, Magie Varie, che gestiamo, comunque collaboriamo appunto insieme alla con Paola fondatrice Paola Chiarilli. Chiarilli. Esatto. Vi ricordo che Collaboriamo anche esiste con un Laura. gruppo, sì, esiste anche un altro gruppo, soprattutto il Marietto è attivo lì ed è un gruppo di Laura Ciofini, ma non voglio tralasciare nulla, c'è anche un canale Telegram che troverete col nome Magici Arcieri Bertoldini,
all'interno del quale la preziosissima Milas collabora con noi in modo totalmente gratuito, dunque si spende veramente per accogliervi, per darvi le indicazioni e dunque insomma ci sono alcune persone che collaborano con noi collaboriamo e con cui gravitiamo uno intorno agli altri a vicenda. Dunque è bene ogni tanto ricordare, perché è importante, non potremmo nulla da soli o comunque solo parzialmente, ma tutto quello che riusciamo a costruire anche con gli altri forma una rete positiva di scambio, no? Dunque in questo caso ringraziamo appunto Paola Chiarilli, Milas, Laura Ciofini e tutte le altre persone che ci hanno dato la possibilità o comunque che collaborano con noi attivamente. Bene, detto questo, Ilde, dovresti dire anche di cliccare, perché noi non vediamo dalla regia le domande se non sono esatto, iscritte a StreamYard. nel testo che dovreste trovare sopra la schermata da cui vedete le nostre facce, dovreste trovare un link azzurro. Questo permette di autorizzare StreamYard a leggere il vostro nome per poter appunto individuare e capire chi sono gli utenti che ci stanno salutando e che hanno già commentato. Dunque, detto questo, vi ricordo per ultimo, ma non meno importante, il sito ilcapitano.altervista.org, dove da anni sono a disposizione totalmente gratuita di tutti, insomma, quelli che decidono di approfittarne, dispense di radionica, dove appunto non solo sono raccolti i circuiti, ma c'è anche una traccia di spiegazione. Fermo restando che anche se il fai da te è sempre utile e soprattutto rimboccarsi le mani e darsi da fare produce dei frutti che sono solo vostri, il Marietto e io comunque siamo a disposizione per spiegazioni durante i consulti privati a pagamento. Dunque noi abbiamo già divulgato moltissimo, come vi dicevo nei nostri canali YouTube trovate anche molte condivisioni di radiestesia radionica, dunque prima di tutto cercate lì. Poi se avete dei dubbi, delle perplessità, prenotate il vostro consulto. Noi siamo a disposizione per i consulti di 45 minuti al prezzo di 20 euro, dunque siamo qua. Abbordabilissimo. Sì, infatti. Bene, allora, Allora, noi abbiamo non già delle vediamo, domande. allora, dalla StreamYard noi non vediamo i nomi, nel Esatto. senso, esatto, però dovremo andare su Face, Su, no? su E Face, rispondo a Barbara Banciotto. Sì, fai pure la domanda, Barbara, eh? sì. Esatto, sì. Allora, possiamo partire con le domande, Hilde? Sì, entro soltanto un attimo su Facebook dal telefonino, così non devo cambiare schermata qua e fare pasticci, mi perdoneranno Infatti, le vedo solo tecnologie, vanno che si è avanti. attivata la Mary Giuliani, gli altri non ancora, eh? Esatto, esatto. Ricordatevi di cliccare su quel link azzurro che c'è sopra proprio l'immagine, il riquadro da cui Mm, mm, mm. trasmettiamo. Dunque mettetevi lì, cliccate e così saremo in grado di vedere, oh mamma, che cosa sto combinando. Bene. Lasciamo stare, va, pericoloso, stavo condividendo a caso. Sti touch screen, Ma ultima allora come generazione. facciamo, Hilde? Partiamo con le Sibille, io e te Andiamo una in domanda a ordine, testa? esatto. No, io direi che possiamo rispondere entrambi, come facevamo anche col pendolino. Io ho presentato questo Bellissimo. mazzo di oracoli, sì. All'interno di questi oracoli ho già spiegato che ci sono anche alcune carte prettamente spirituali, questo permetterà di capire se ci sono delle cose che ovviamente abbracciano anche un altro livello della nostra Mhm. vita, di capirne l'origine, la matrice, il senso. Dunque, se compaiono c'è un motivo. Allora, prima Bene, facciamo con le Sibille e poi facciamo con esatto, quelle. La stessa domanda. esatto. La stessa domanda, 5 carte tu, 5 carte io. Ok, dai, via, parti. Che mi dici? Fai la domanda tu. Nuovo. Allora, Siamo sempre il nuovi. pendolino lo mettiamo in cantina. Via, proviamo questa strategia. Sì, così anche tu usi le sibille, del resto è giusto che sappiano che anche tu fai consulti con le sibille. Intanto io Bene. bevo. Sì, ma devi leggermi la domanda. Ok,
Signor sì. Allora, Milena, 29 ottobre 71, chiede se riesce a passare il concorso. Allora, la Milena del 71, vediamo, Sibille, Sì, abbasso, ti tolgo dalla... sì, sì. Ok? La nostra Milena del 71 chiede se passerà il concorso. Sibille, ditemi se la nostra Milena passerà il concorso. Voilà. Al taglio mercante e domestico. Beh, il domestico alcune volte acquisisce anche la forma del messaggio. Riceverà il messaggio, però attenzione che c'è qualcosa da valutare bene, perché il mercante, vedete, braccia conserte, è sempre un tipo che vuole dare poco e ricevere tanto. E il domestico può essere anche che tu ti sei operata molto, ma riceverai un messaggio. E sono due carte con un grande punto di domanda. Sembri che sei lì che stai attendendo e ti sei però data molto da fare. Vediamo un po'. 5 carte secche. 1, 2, 3, 4, 5. Allora, beh, sembra che ci sia stato parecchio movimento anche nascosto, con qualche tensione, però tu hai le carte per uscire in tasca e sei magari anche stata un attimino sobillata o diciamo depistata da gente forse gelosa, che anche di nascosto ha voluto fare qualcosa. Non dico perché qui si vede che vali molto come carta, si vede che sei sicura del risultato e poi la riunione ti dà praticamente eh, l'ok, cioè il fatto che sicuramente avrai la situazione sarà positiva, però non è stata facile perché vedo ben 3 carte che hanno remato contro di te. Qualcuno di nascosto che sembrava che ti volesse allontanare il risultato positivo, qualcuno che molto probabilmente era geloso o aggressivo e qualcuno che ha detto cose dette non dette, però alla fine tu eri sicura del tuo risultato e l'hai portato a casa. Quindi io direi sicuramente, sebbene gli ostacoli non sono mancati, direi il prezzo è giusto. Ok, e adesso lascio la parola Allora, alla io mentre, per non sensibilologa a livello nazionale. beh, che presentazione, grazie Marietto. Mentre comunque tu facevi la stesura, io ho già predisposto il piano, diciamo così. Non so se viene inquadrato bene, farò del mio meglio. Comunque partiamo dalle condizioni di questa lettura. Devo dire che si sta sbloccando una situazione, perché partiamo da un grande lavoro che questa Milena, mi sembra, sì, Milena. Questo rappresenta lei, dunque si è impegnata veramente in modo approfondito, con professionalità, ma ci sono stati dei momenti di rigidità, che significa che probabilmente qualche situazione per qualche ragione si è bloccata o comunque rallentata parecchio. Probabilmente riguarda proprio l'ambito del concorso, visto che la sua domanda è questa. Dunque, può essere che anche lei in alcuni momenti abbia magari avuto qualche dubbio, qualche rigidità proprio nel senso di timore, no? Di non procedere nella direzione giusta, perché c'era comunque da attendere, da pazientare. Quello che sta avvenendo adesso però è che c'è uno sblocco, dunque finalmente sembra che si stia creando un via libera, il che ci fa capire che è in atto una profonda trasformazione voluta anche dall'alto. Vedi che compare l'arcangelo Uriel che comunque è veicolo di trasformazione in quanto governatore e associato al segno dell'acquario e dunque di grande profonda trasformazione e cambiamento. Allora, ecco la leggerezza. Ritengo che sia una stesa di natura positiva, è in atto una trasformazione, si sta anche aprendo una porta e dunque direi che è possibile festeggiare. La risposta dovrebbe essere un sì.
Marietto. Condivido. Intanto stavo cercando di captare le altre domande. Ah, benissimo. Allora, la prossima è Mary che chiede se ci sarà un ritorno di Andrea. Mary, Mm. 13 luglio 82, Andrea dice non sa la data, ma Vedi, è del tutte e due con le 72. sibille in mano, con gli attrezzi del lavoro. Eh già. Però dobbiamo fare anche un banner pubblicitario sia del Marietto, lo vedi? Sì, sì, si vede su Dopo mettiamo il Telegram, tuo, ma certo. perché la pubblicità è l'anima del commercio. Però sai che la cavalleria... Tipo questa qua, dici? Ma tipo... E dopo mezz'ora, dai, rifammi la domanda. Allora, Mary chiede se c'è un ritorno di Andrea. Mary, 13 luglio 82, Andrea è del 72, non sa la data. Va bene. Lo... Non sa la data, eh? Vediamo un po' se ci sarà un ritorno di Andrea, eh? Sibille, ditemi se ci sarà un ritorno di Andrea. Beh, diciamo che siamo partiti al taglio molto bene, perché però attenzione che c'è qualcuno che rema contro, ma non ha ancora remato, non ha ancora colpito, e c'è un grande premio. Un grande premio, si vede che tu hai lavorato molto e ti stai aspettando di raccogliere i tuoi frutti. Vediamo con le 5 carte: leggerezza, costanza, morte, riunione, nemica. Ah, voilà, 5 carte abbiamo detto. Allora, qui vediamo subito che c'è stato qualcosa, forse, non dico preso con leggerezza, ma dico che c'è stata molta passionalità. Nel senso, da parte tua c'è molta passionalità. Poi vediamo la carta vittoriosa. La costanza è sempre una carta che sta a indicare una vittoria certa, e forse è stato preso troppo sotto gamba, ma il taglio abbiamo visto che c'è già un premio che stai per raccogliere, e quindi io direi di sì. Poi però c'è questa carta che, messa fra 2 carte positive, io direi che acquisisce la forma di una rivincita, acquisisce una rinascita della serie Lazzaro alzati e cammina, perché infatti lo vediamo qua che sta per arrivare. Ma poi devi stare attenta, cara amica, che qui sarai già colpita da una nemica. C'è. Quindi io direi che abbiamo 1, 2, 3 carte favolose, un ci sarà da mettere a posto qualcosa, un cambiamento importante che però, visto che tu sei e vali molto, perché qua si vede il tuo valore, riconquisterai o conquisterai, il tuo premio. Però attenzione che molto probabilmente qui sei già stata colpita e attaccata alle spalle da qualcuno. Però forse perché qui abbiamo avuto un attimo di défaillance o leggerezza. Quindi la risposta è positiva e il Marietto ti dice occhio a uno scivolone, e soprattutto questo scivolone qua è data da questa, sarà una donna che ti avrà già colpito quando la cosa si compierà. Quindi il Marietto, le sibille del Marietto dicono ok, sì, la cosa è a tuo vantaggio, però occhio che c'è una nemica dietro le quinte che sta lavorando alla grande. Ti lascio a Allora te. vediamo la stesa di questo oracolo, sempre per la nostra amica, mi voglio rileggere il nome perché Mary. Ok, Mary. Allora, già la prima carta che parla di te è una carta di riuscita. E guarda, anche la carta della rinascita, anche questa è una carta positiva. Vabbè, giriamole tutte e leggiamole. Bene, allora, riuscita e rinascita, ma anche l'inizio di un qualcosa di positivo. Dunque, qualsiasi cosa riguardi la tua domanda è di natura positiva, ma
veicolo di un cambiamento. È chiaro che la coppia per come era o il rapporto per come era va a rinnovarsi in modo completo. Dunque non c'è un ritorno sulla stessa modalità e frequenza precedenti, ma c'è un cambiamento piuttosto notevole e positivo. Questo cambiamento probabilmente richiede uno spostamento anche fisico, vedi c'è il viaggio, dunque potrebbe riguardare un posto lontano o addirittura indicare che comunque lui, questa persona, è distante, magari anche fisicamente per via di lavoro. Indicativamente, visto che compare l'elemento aria, possiamo aspettarci che questo riavvicinamento avvenga durante i segni d'aria. Dunque tieni d'occhio ovviamente i periodi dell'Acquario, del Gemelli e della Bilancia. Dunque potrebbe indicativamente avvenire durante questi periodi, di cui uno è in corso, potrebbe essere anche molto presto dunque. Bene. Arietto? Il Marietto qui. Il Marietto dove lo metto? Allora, la prossima domanda, perché guarda che abbiamo già 21 minuti, però Va bene. Vabbè, ma se pensi che 6 minuti li ho passati a tu dici raccontare. Sì, dai. bonus, malus, Ma sì, 5 minuti in più. dimmi Allora, tutto. vediamo la domanda di Anna. Chiede se questa relazione con Lorenzo partirà, se lui vincerà i suoi blocchi. Allora, Anna è del vediamo 25 Anna e ottobre Lorenzo. 79, Lorenzo 20 agosto 76. Allora, li metto in bella vista, perché sono abbastanza là. Voilà. Vediamo se partirà questa e vincerà i suoi blocchi, Lorenzo. Vediamo un po'. Sibilla, ditemi se riuscirà a vincere i suoi blocchi. Morte e dispiacere. Beh, in questo momento questi blocchi ci sono, Ci sono, si vede qui una situazione, insomma, che non è felice. Vedo che è una situazione pesante e vedo che c'è un cambiamento però, che non è sempre negativo, però ti vedo molto, molto affranta, molto, insomma, è una situazione in salita. Costanza, magi preziosi, gelosia, fedeltà e messaggero. Beh, qui siamo partiti col freno tirato a mano, eravamo come su un Himalaya in discesa col freno tirato a mano, però qui c'è una donna virtuosa, una donna che sa il fatto suo, una donna vittoriosa. Vedete che la figura rappresenta appunto la costanza, il 10 di cuore è una carta bellissima. Quindi anche qui devo ammettere che sei una donna virtuosa, con qualità. Poi vediamo Maggio Prezioso, che in questa lettura, visto che abbiamo fedeltà, vediamo che si incomincia a vedere qualche premio, e visto che la gelosia fra Omaggio Prezioso e fedeltà, che è una delle carte più belle, 9 di cuore col 10 di cuore, è praticamente un 13 al Totocalcio, io vedo questi blocchi consumarsi e fra un po', non oserei dire, ma riceverai una lettera che stai aspettando, un messaggio importante, perché la fedeltà sta a indicare sicuramente qualcosa che nascerà, sbloccherà, insomma, sbloccherà questi blocchi. Quindi il Marietto da queste carte qui è estremamente positivo e queste forme di gelosia, di nervosismo, di blocchi si consumeranno, si scioglieranno perché vedo una carta, il 9 di cuore eccezionale. E poi via, sicuramente qualche messaggio che sta a indicare qualcosa di positivo. Quindi la risposta è sì, anche se qui hai lottato molto e bisogna dire che la partenza è tirata un po' col freno a mano. Quindi anche in questa situazione il Maretto dice ok. E adesso la parola alla nostra, secondo me, la miglior sibillologa del territorio nazionale. Grazie. Allora, ma oggi ho lasciato le sibille a te, dunque per
Anna e Lorenzo, vediamo un pochino la stesa. Wow, stessa posizione di prima, poco, anche questa, eppure io le ho mescolate, le ho tagliate. Dunque, non si vede tutto bene, eccoci qua. Ora dovrebbe vedersi un po' meglio. Guarda, la riuscita c'è, è più che chiaro, dunque questi blocchi sicuramente verranno superati, però da quello che vedo sono originati dalla presenza di un'altra figura che potrebbe essere comunque una figura legata al suo passato, con cui ha scontri, difficoltà, vedi che comunque c'è la carta del fuoco, dunque situazioni che probabilmente lo impegnano molto. Però c'è non solo la voglia di rinnovamento, vedi che c'è la rinascita e dunque potrebbe avviarsi questa cosa a dispetto delle forze contrarie o comunque della presenza di un rapporto difficile che fa parte del suo passato e dare il via, vedi che la carta dell'associazione sono i nuovi accordi, dunque addirittura a livello lavorativo sarebbe stata la stipula di un contratto, dunque l'assunzione o cose del genere. In questo caso, visto che la tua domanda chiede se lui supererà i suoi blocchi, sì, ritengo però che siano legati al superamento di alcune difficoltà che ha nei confronti di una persona precedente. Qualcuno che in ogni caso critica, oppure può essere lui stesso che critica alcune circostanze, deve un po' superare queste cose. Bene. Abbiamo Voilà. la domanda di... Beh, Milena l'abbiamo risposto del concorso, no? Sì. Mary, abbiamo risposto anche a Mary, aspetta, che hanno ripetuto la domanda 2 volte. Allora, Laura vuole sapere se 23 maggio 80 farà il lavoro che le piace. A Laura vuole sapere se farà il lavoro che le piace. Adesso facciamo una bella anche tu, perché a me Certo, capita. è scenico. No, Questo, ma io questi lo sono faccio gli sempre. altri mestieri. C'è chi ha la lingua inglese e c'è chi ha. Sì, sì. Io ho tante due amiche qui. Voilà. Voilà. Domanda che così abbiamo sintonizzato bene Sibille. La rileggiamo dunque, se Sì. Laura 23 maggio 80 farà il lavoro che le piace. Va bene, ok. Vi rimuovo e partiamo con la nostra Laura, se farà il lavoro che le piace. Alla grazia del cuore. Allora, effettivamente, 2 carte così sono 2 carte di riuscita, e ti vedrò anche molto felice. Sono 2 carte che danno, come si suol dire, proprio, condizioni favorevoli, condizioni estremamente favorevoli. E il taglio, le carte, le sibille dicono che vediamo un po', 1, 2, 3, 4. Allora, vediamo un po' la nostra amica. Allora, qui vediamo che sei una ragazza che ha qualità, ma vuoi di più, perché questa ragazza qui, questa figura della giovane fanciulla, è una figura di una persona che ha le capacità, ha le competenze, può essere anche irruenta, può essere anche superiore alle attese, ma alcune volte vuole vivere nella tranquillità. Quindi è una persona che può fare dei scatti in avanti molto importanti, oppure può permettersi di stare nella tranquillità. Quindi la domanda è se avverrà questo lavoro che ti piacerà, molto probabilmente hai le capacità. Sarai aiutata però, perché vedo che il dottore, ci sarà una persona che verrà ad aiutarti, in un certo senso a mettere a posto, molto probabilmente anche una persona con delle qualità artistiche, molto probabilmente, con delle qualità estroverse,
Però e potrebbe essere anche una persona che viene da lontano, qualcuno che magari forse non conosci subito o, è una persona praticamente che giunge, ad aiutarti inaspettatamente da lontano. Però diciamo che, visto che le qualità ci sono e abbiamo visto che la partenza è allegra, cioè 100% positiva, vediamo che qui scocchierà questo lavoro. Però attenzione, perché vediamo qua che ci sarà poi qualcosina da mettere a posto, eh. Quindi la situazione è estremamente positiva, schioccherà, come si dice, quel fuoco, quella intraprendenza, quella cosa che questo personaggio ti metterà a posto, perché qui hai qualità, ma devi essere un po' aiutata, inquadrata, in un certo senso, devi scaricare a terra la tua potenza e qui il risultato c'è. Solo che devi stare attenta che devi mettere a posto qualcosina, perché ci potrebbe essere qualche freno, però il potenziale è immenso, è enorme. Cioè tu hai tutte le qualità per potercela fare, E quindi okay, adesso vediamo la nostra Super Hilde. Bene, allora, per dunque, Laura. Laura, che tra l'altro Sì. dovrei ricordare come nome, ecco qua le carte che adesso il Marietto, togliendosi dall'inquadratura, permetterà di vedere al meglio. E, ecco qua. Abbiamo questa stesa. Benissimo. Allora, per quanto riguarda il messaggio di queste carte, è assolutamente un messaggio veramente positivo. Positivo perché già partiamo con finalmente un via libera. Dunque, se la situazione fino ad oggi ti ha impedito di realizzare il lavoro dei tuoi sogni o comunque quello per cui sei destinata, ecco che si prepara un periodo dove riuscirai in qualche modo a pianificare e a realizzare. Io vedo proprio che c'è la progettazione e l'inizio, l'avvio, vedi che questa è una carta proprio di qualcosa che è in embrione e che può svilupparsi, dunque qualcosa che è destinato a crescere, vedi, a mettere radici, a crescere, a fruttare. Ovviamente è richiesto molta determinazione, forza di volontà, può anche parlare di un'attività legata agli sport in qualche modo. Non ho idea di cosa tu sogni di fare, ma la risposta comunque affermativa e anche il sostegno di forze superiori, quando esce l'Arcangelo Michele, siamo a che fare con qualcosa che è nell'ordine divino. Dunque la risposta è sicuramente sì, ti voglio dare anche l'ultimo indizio, sembra proprio che sarà un lavoro comunque in grado di dare anche una certa stabilità e una certa abbondanza. Ovviamente è richiesto però determinazione e volontà e la capacità anche di andare in fondo ai tuoi progetti, ma sembra proprio che questo non ti manchi. Bene, vediamo la prossima domanda e poi concluderemo dopo questa domanda. Marietto, torni? Mi hai lasciato sola o ci sei? Scusa Ilde, stavo Eccolo leggendo qua. le domande, perché c'è una certa Cristina, una signora che si chiama Cristina Cristina Paoli, che ha fatto una domanda e dice che non vediamo i suoi messaggi. Ma no, è lei quella che viene dopo, non si deve Mh, agitare. Noi stiamo andando in ordine di arrivo, dunque è lei che certo. magari lo vede da un canale, noi vediamo da quanti Da canali stiamo 7 a 8 trasmettendo. canali. Dunque dovete pazientare, le domande sono tante e vi rispondiamo in ordine di arrivo. In più Anche devi se dirgli voi che si devono vedete, iscrivere, si devono esatto, iscrivere perché se no è un casino. cliccate il link blu così vediamo il vostro messaggio, ma soprattutto venitevi a iscrivere nel canale Radiestesia Radionica, Tarologia ed Ermetismo,
che certo. essendo il nostro, proprio il nostro, è gestito con priorità. Certo, Comunque perché vedo che ha fatto noi una domanda rispondiamo con legata priorità ai nostri, è chiaro questo. ha fatto una domanda legata a suo figlio, se non sbaglio, dunque è lei Certo. la prossima, fermo restando che noi siamo sempre disponibili per consulti privati a pagamento, dunque 20 € invece di 45 secondi. disperarvi prenotate il vostro consulto. Esatto, sì. Allora, vediamo un po'. Dunque lei è Cristina, 9 marzo '63, Edoardo 27 febbraio 2008. Domanda? La domanda è un periodo con un rapporto molto difficile tra lei e suo figlio, vuole sapere se migliorerà il Va rapporto. bene, vediamo la nostra Cristina e il figlio. Quindi spazio. Voilà, vediamo se Cristina migliorerà il suo rapporto, eh. Sibille, ditemi se migliorerà. Voilà. Dottore Emilio, sembra che le carte stanno a indicare che c'è un attaccamento importante, no, però c'è da mettere a posto qualcosa. Vedi il dottore che, insomma, non dico che è smarrito in questo caso qua, perché, però diciamo che va verso, il ragazzo, va verso questa situazione e cerca di dare una mano, verrà qualcuno a cercare di dare una mano, perché la cosa è solida, si vede che l'Imeneo è una carta di unione, no, quindi il ragazzo e la situazione molto probabilmente dal taglio sembra che debba essere migliorata, anche perché c'è l'aiuto di qualcuno esterno. Beh, la Cristina, vediamo un po'. Allora, qui la situazione è così: la mamma, cioè la Cristina chiaramente è solida, è fiduciosa, però riceverà dei messaggi qua, che per questa situazione la lasceranno un pochettino, spiazzata. Diciamo che al taglio abbiamo visto anche la figura di un'altra persona che cerca di entrare, cerca di dare una mano, no, perché il sodalizio è solido e la Cristina ha molta speranza di riuscire in questa, situazione, a riagganciarsi al figlio. Però riceverà una comunicazione, non importantissima, diciamo non ufficiale, che, la vediamo qui che, sarà una situazione veramente, difficile. Sembra quasi che bisogna mettere a posto qualcosa, eh, sembra quasi che bisogna farsi un'analisi, farsi un grande punto di domanda dove, si è sbagliato, perché il questa carta che viene dopo è importantissima per la mamma, perché c'è la persona della fortuna, questa è una delle 3 carte più fortunate del mazzo, e sta a indicare un uomo, no, che sta sognando, e in questo caso qua è la mamma che sta sognando il valore, cioè la riuscita, il potenziale. Il potenziale c'è, perché qui vediamo una mamma ben preparata, che sa quello che vuole. Purtroppo riceverà un messaggio che, la rimetterà, in gioco, nel senso dirà: "Ma, qualche correttivo devo farlo anch'io?" E il correttivo, il potenziale c'è la possibilità veramente di riagganciarsi, c'è la possibilità veramente di ricucire, giorno dopo giorno, perché il ragazzo vale molto, perché si vede che la mamma vede questo premio anche, no, questa è una carta in cui bisogna mettersi in discussione, anche perché non ci sono, alternative. Qui vedo la mamma piangere, il potenziale c'è, deve lavorare molto e deve stare attento perché a un certo punto questa carta del mercante, che potrebbe essere anche una carta positiva, no, se vengono gestite bene le energie, se vengono gestiti bene, questi momenti in cui si ha la possibilità di comunicare col figlio, altrimenti c'è chiusura, Quindi, secondo me la situazione è positiva perché sia la mamma si impegna molto, che il ragazzo, visto che, la mamma sa quanto vale questo ragazzo, c'è il potenziale, però bisogna mettersi, di buzzo buono, come si dice,
perché il risultato potrebbe essere estremamente positivo, non bisogna arrendersi in questi momenti qua, anche perché abbiamo visto l'apertura del dottore, però attenzione a non rovinare tutto, perché il mercante è sempre un tipo che ci vuole guadagnare solamente, quindi bisogna avere un'apertura per non ricevere più brutte notizie. La mamma è fiduciosa, è sicura di sé, il ragazzo vale perché vediamo che la mamma sa benissimo il potenziale e quindi non lasciamocelo sfuggire in errori che sono successi qua e attenzione a non chiudersi. Quindi secondo me il potenziale c'è, è anche bello forte, eh? Cioè, la sostanza c'è, non è che è tutto perduto, però bisogna in certo senso equilibrare, non essere chiusi su se stessi, anche se la mamma molto probabilmente ha tutte le ragioni di questo mondo. Bene, Hilde? Vediamo cosa dicono gli oracoli in questa situazione. Oggi a molti è venuta fuori questa lama. Oh, scusate, lo metto a favore della camera. Sto girando tutti così. Ok, allora. Anche qui sembra che sia possibile comunque trovare una soluzione, dunque non devi preoccuparti tantissimo. Sicuramente è una fase, però da quello che vedo è una fase che comunque andrà migliorando, anche perché dall'alto comunque c'è una tutela, una protezione, un qualcosa che riguarda la spiritualità. Però devo dirti una cosa, solitudine e la diavolessa comunque sono due carte che fanno capire che vi siete in qualche modo allontanati e che in questo allontanamento si è insinuato comunque un qualche dubbio. Può anche indicare che tuo figlio non è sempre ben consigliato e che al di là di te potrebbe esserci qualche presenza che lo influenza negativamente. Non intendo una presenza occulta, intendo proprio qualcuno in carne e ossa che magari non aiuta nel percorso e nel processo. Dunque, ovviamente il suggerimento è quello di riprendere un po' di più il controllo della situazione avvicinandoti a lui, alleggerendo le vostre conversazioni, in certi momenti sdrammatizzando, senza però sottovalutare il senso di solitudine che magari in alcuni momenti lui vive. Tuo figlio probabilmente in certe circostanze sente di essere stato abbandonato o ti accusa di esserti magari occupata di cose tue e di non averlo ascoltato abbastanza. In qualche modo comunque la faccenda si può ricucire, fermo restando che devi riuscire a cambiare la tua prospettiva e guardare le cose da un'altra angolazione e contenere le ingerenze di qualcuno che probabilmente invece di aiutarlo gli mette ancora di più un carico sulle spalle. Dunque cerca di capire da chi proviene questo malconsiglio e se è lui stesso che si è dato delle risposte, forse è il caso finalmente di parlarne con serenità, con leggerezza. Bene. Eccoci qua. Senti, la Barbara Bianciotto ha fatto una domanda, è la prossima o... Sembrerebbe di sì, perché se leggo che c'è lei, sì, ci sono già pensieri oltre a quello che Marietto sa già. Allora, il Allora problema è che... rispondi tu perché io così è troppo rispondo generica io, per me. vediamo un po' per la nostra Sì, Barbara se ci sono i pensieri o qualche altro pensierino. E poi penso che sia l'ultima domanda che vadiamo, sì, giusto? sì, sì, sì. Sì, anche perché abbiamo abbondantemente sforato la mezz'ora. Però ricordatevi che oggi alle 16 il Marietto Veneziano è qui con voi, non vi abbandona. E alle 21, Ancora, ma ci sono le 21:30 alle pure. 21 ci sei tu. Sì, 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 Ci sì, sì. stiamo Oggi proprio guardando. oggi non li perdoniamo. Oggi no, non li perdoniamo perché noi siamo fatti così. Va Se bene. c'è spazio, noi ci siamo. Benissimo, allora, prego, prego. Allora, vediamo un po'. Scusa, ho dovuto lanciare la pubblicità. Certo, però se vuoi toglimi pure dall'inquadratura, così stenderai meglio le sibille. Sì, 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 certo, certo, certo. Guarda, togliamole. Allora, vediamo se ci sono per Barbara dei nuovi pensieri.
vediamo un po' per il nostro... vediamo un po'. Allora, qui bisogna fare un appunto, perché queste carte sono delle belle carte importanti. Allora, vediamo che la situazione è che lui deve decidere. E in questo momento lui è come un gatto che, tra virgolette, è lì pronto a saltare sul, come si dice, il cibo gustoso, buono. Quindi lui, la situazione è nelle mani di lui. La Barbara ha fatto tutte le mosse che erano possibili fare in modo elegante e lui può essere pronto. Può essere pronto perché sta a indicare che il gatto è pronto. Poi vediamo un po'. 1, 2, 3. Allora, le carte, cari amici, cara Barbara soprattutto, sono, direi che tutti vorrebbero vedere uscire delle carte così. Su 5 carte ci sono uscite 2 carte della fortuna importantissime. La prima è questa, e che vuol dire che il premio che tu stai aspettando, una parte te lo sei meritato e una parte è scesa proprio giù dal cielo, la Keter è guardato giù. Quindi molto probabilmente ci sono dei miglioramenti. Qui vediamo l'artista, il personaggio vale molto, ti sta impegnando per qualcuno che vale molto. Allegrezze del cuore ci sta portando, in alcuni casi potrebbero essere magari delle concorrenti, ma qui io sono convinto, visto che è preceduto da 2 carte super fortunate, io son convinto che fra un po' qualcosa si sblocca. Potrebbe esserci anche una terza incomoda, però tu sei fortissima, vedi? La speranza, sai quello che vuoi, hai l'obiettivo verso il futuro e sai che devi raccogliere, anche perché la fortuna ha parlato chiaro. Alla fortuna, all'apertura abbiamo visto 2 carte che ci potevano far riflettere perché è tutto in mano a lui, ma la fortuna gira dalla tua parte. Poi quindi ci sarà lui sta pensando che cosa? Sta pensando che in fondo, tra virgolette, perché abbiamo visto che il gatto, insomma, potrebbe essere anche un po' birichino, in fondo, ma non tanto in fondo, lui, vorrebbe sicuramente avere qualcosina, per te, nel senso, molto qualcosina. Tu quindi sei fortissima in questo momento e poi ancora la carta della fortuna, quindi apriamo con 2 carte della fortuna, però questa carta è una carta che fa indicare che devi lavorare un po' su te stessa, perché il premio c'è, è importante, il tipo il signore vale, noi conosciamo, Barbara, la situazione, quindi vedi che c'è da fare qualcosa e qui, la situazione è nelle tue mani. Io penso che 5 carte così belle, escono raramente in alcune situazioni, quindi io vedo che la cosa è estremamente positiva e vedo che lui, che è questo artista, questo personaggio che ha delle qualità, ci sta pensando. Qua chiaramente Allegrezza di Cuore parla di te, Ti vedo forte, però devi lavorare ancora un po' su alcune cosine per raccogliere il premio, che però, parliamoci chiaro, partito con la fortuna sfacciata, e finisce con un'altra fortuna solamente da limare qualche angolino. Quindi io penso che, il lui sta pensando fortemente, a qualche manovrina, per riagganciarti, e poi ti vedo fortissima. Quindi sì, son tutte carte, più fortunate di queste è difficile che escano. Bene, io penso che, Hilde? Eccomi Penso qua. che, la Barbara l'ha fatta, nel senso Sì, 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 fortunata, eh. direi di sì. Se fosse guarda, se fosse una cuoca avrebbe 3, non 3, la via lattea Michelin. Sì, 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 perché con delle carte così, ma neanche io ce le ho. Ma no, Allora, scherzo. io direi che ringraziamo intanto tutti i partecipanti alla diretta, ringraziamo perché ci fa piacere insomma che vi rivolgiate a noi e vi ricordiamo Certo. appunto l'appuntamento delle 16 con il Marietto alle 21:30 con la sottoscritta sul Ma mio nel canale nostro YouTube. gruppo, qui nel nostro Sì, il gruppo. Marietto qui nel gruppo da cui abbiamo trasmesso, anche se magari altri arrivano da altri gruppi. Comunque radiestesia, no, radionica, radiestesia, tarologia ed ermetismo. Questo è il nome del gruppo, iscrivetevi
E mi E raccomando noi siamo qui per autorizzate voi. anche StreamYard, noi ci trovate comunque sempre qui o in privato per consulti a pagamento. A presto e Grazie. grazie.